Mi raccomando, sveglia tutti quanti, Oggi si stende la guaina sul tetto, va bene? Mi raccomando, soglia dell'attenzione alta. La sicurezza nei cantieri edili è una cosa importantissima, soprattutto in questo periodo in cui vediamo che purtroppo gli incidenti succedono tutti i giorni. Sono più di 11.000 gli incidenti sul lavoro registrati nella Marca Trevigiana negli ultimi 5 anni, ovvero 42 incidenti ogni giorno. Numeri drammatici in costante aumento, specialmente nell'edilizia. Nasce così CHAC Costruisci in Sicurezza, un'iniziativa di Confartigianato Imprese Marca Trevigiana volta a promuovere la cultura della sicurezza sui luoghi di lavoro. Noi li usiamo questi video. Sì, sono dei quindi... supporti didattici, Didattici, come degli ausili, come quando uno non si siede più sul water, prende le maniglie. Confartigianato Formazione ne ha voluti 15, sì, e quindi questa sera eravamo lì per dir di no. Li presentiamo perché 15 vuol dire lavorare. Vieni giù, ma sangue, sono metri al secondo quelli là, vieni giù. Guarda che non fai in tempo a telefonare alla moglie, guarda che forse a mezzogiorno oggi non ho capito. La formazione è anche una questione culturale. Noi sia come associazione, come ente di formazione cerchiamo di imporre questo nuovo metodo. Questo nuovo metodo appunto anche sviluppare dei progetti un po' diversi, alternativi. Il nuovo percorso formativo di Confartigianato si avvale di 15 video che con l'ironia e la sagacia del duo comico Papu esplorano le molteplici sfaccettature della sicurezza. Ci siamo informati, siamo stati coinvolti. Sì, ci hanno informato. Abbiamo usato la pala, il picco, abbiamo le ruspe, siamo riusciti. No, perché l'edilizia insieme all'agricoltura è uno dei campi più, è il caso di dire campi, più massacrati dagli incidenti. Gli infortuni, purtroppo la provincia di Treviso è quella che ha il primato negativo in assoluto in Italia. Però è anche vero che in percentuale l'attività che si fa su questa provincia è parecchia. Grazie Ramiro, grazie a voi per l'attenzione. Il sasso tu l'hai lanciato, sì, è che ho usato la sinistra, non so dove sia finito.